Buonasera a tutti e a tutte, eccoci ancora con un appuntamento di Mestre Multiculturale. Questa sera affronteremo il tema delle religioni minoritarie, delle religioni varie, perché uno degli effetti dell'impatto della migrazione in questa città è il fatto che sono arrivate molte altre religioni rispetto alla religione, diciamo, tradizionale, classica, che era presente nei nostri territori, quindi la religione cattolica. E ne parleremo con due testimoni che sono qui con noi. E vi ricordo solo una cosa, tanto perché abbiate un inquadramento. Su circa 40.000 persone straniere che sono registrate nel comune di Venezia, più del 30% sono ortodossi, ma più o meno la stessa percentuale è rappresentata dalle persone che praticano la religione musulmana, e quindi un altro tipo di religione che è arrivato sostanzialmente con le migrazioni, quindi è arrivato negli anni 90. Abbiamo anche altre piccole comunità buddiste, per esempio induiste, qui c'è anche un altro rappresentante che stasera parleremo anche con lui, e poi la varietà delle comunità di tipo evangelico. Ecco, allora ci chiediamo che cosa è cambiato in Mestre con questi arrivi, come si sono organizzate queste religioni, come convivono in questa città, e ne parliamo appunto con Sadmir Aliovski, che è presidente della comunità islamica di Venezia e provincia, e che ha da poco inaugurato, non so se ufficialmente ce lo dirà lui, un nuovo spazio culturale e di preghiera a Marghera. E poi c'è Das Krishna, che è un rappresentante, il presidente della comunità, di una comunità induista presente a Mestre, che dopo ci parlerà anche di questo gruppo e della loro esperienza ventennale, perché io mi ricordo sono andato alla loro prima festa tanti anni fa. Nel 2003. Ecco, nel 2003, alla loro prima festa che hanno fatto proprio per celebrare la loro presenza qui. Cominciamo con Sadmir, e allora gli chiedo di raccontarci qualcosa della storia di questa comunità islamica di Mestre, che più o meno ha 13.000, dalle mie stime, solo in città, più o meno 13.000, poi c'è anche la provincia, persone. Cosa ci racconti, Sadmir? Buonasera a tutti, intanto ringrazio di avermi invitato a partecipare a questo incontro. Sì, i numeri combaciano, nel senso, nella provincia di Venezia siamo quasi in circa 25.000 presenze appartenenti alla religione musulmana, e come diceva Gianfranco, dottor Bonesso, a Venezia forse siamo attorno di 17.000 presenze. La comunità in generale, la comunità islamica, è stata fondata circa 20 anni fa, con l'arrivo dei primi immigranti, spinti dalla necessità religiosa di cercare un posto in qualsiasi piccolo angolo per poter svolgere la propria preghiera. Inizialmente i musulmani veneziani, ovviamente parliamo di un numero che si contava sulle dita, e non avendo un luogo erano spinti a spostarsi nelle città vicine, ad esempio a Padova, per poter eseguire la preghiera del venerdì. Poi negli anni 98-2000 nasce il primo ritrovo dei musulmani, sito in un angolo sottoscala a Mestre, in via Paruta. Poi successivamente, con la sanatoria del 2002, il numero di musulmani aumenta, e quindi si fonda una piccola comunità che si sposta in un capannone in affitto in via Torino, che dura qualche anno, e poi si sposta sempre in un capannone in affitto in via Monzani a Marghera,
dove siamo stati fino a un mese fa. È quello che tutti conoscono e chiamano moschea, ma in effetti non lo è. In questo capannone la comunità non si limita soltanto allo svolgimento della preghiera, ma dà vita alle attività di carattere socio-culturale. La comunità islamica si rende utile nell'integrazione dei migranti, nell'insegnamento della lingua italiana, che è la base dell'integrazione, organizzando dei corsi linguistici in collaborazione con il Comune di Venezia, l'insegnamento della lingua araba e quello che è più importante, vista la stramaggioranza non arabofona presente in questa comunità, è quello di introdurre, oltre alla traduzione del sermone nel venerdì che c'è da anni ormai, l'insegnamento della religione islamica in lingua italiana, in modo che sia comprensibile sia alla maggioranza, ma soprattutto perché è lingua madre dei nostri figli. Bene, prima di passare a Krishna, sì, ti chiedo un'ultima cosa su questa prima introduzione. Ma perché i musulmani vanno nei capannoni e negli scantinati? Questa è una bella domanda che mi ricordo qualche anno fa, quando furono gli attentati, ci dicevano: ma perché si nascondono nei scantinati, non sappiamo cosa predicano, non sappiamo chi sono, si ghettizzano, si chiudono. Ma questa chiusura è dovuta a una, come dire, scarsa volontà di aprirsi al prossimo e di dare un luogo di culto dignitoso. Ecco, noi eravamo disposti anche di trattare con il Comune che si evidenzia un posto adatto, diciamo, a svolgere le nostre attività cultuali, però a quanto pare a Venezia non esisteva un posto adatto a queste attività e quindi ognuno si arrangiava come poteva, nei scantinati, nei capannoni, eccetera. Molto chiaro, grazie Samir. Allora Krishna, sì, raccontaci un po', perché anche voi avete avuto difficoltà a trovare posto, no? Raccontaci, sì, un po' della tua comunità, come è nata e cosa ha fatto in questi anni. Questo anno anche difficile di avere posto di festa. Quindi voi fate principalmente la festa, no? Sì, sì. E dopo è difficile anche di posto, non è trovare un posto. Trovare il posto, quello è difficile. Ecco, però quindi ogni anno, sì, ogni anno difficile di quello. 6 mesi, 7 mesi fa anche domanda. Sì. E anche posto. Anche trovare, sì, non trovare anche domanda di lei. Sì. Domanda di altra parte. Difficile di quello. Ecco, quello che ci dice Krishna è che la loro religione principalmente a Mestre si vede soprattutto con questa festa, no? Festa. È una festa che fanno dal 2003, quando il loro gruppo si è creato, e la cosa che dicono è difficile trovare un luogo dove fare questa festa. Che festa è? È Durga Puja, anche tanti feste, anche un anno, 5-6 feste. E chi sono? Durga, Kali, Saraswati, anche Monasa, anche tante cose. Sono feste che si fanno in India anche. In India, benissimo. E quindi avete difficoltà perché voi fate principalmente Durga, no? Quella la fate. Però tutti guai. Che guai ci sono? Anche Durga Puja, anche Kali Puja, anche Saraswati Puja, però uguale tutti. Ah, sono uguali? Uguale. E che difficoltà c'è a trovare un posto? È difficile di quello. Trovarlo in affitto? No, anche piscio di posto. Un piscio di posto. Meglio di quello anche religiosa. Ah, quindi un posto fisso vorreste voi? Sì. Cosa succede durante la festa di Durga? Cosa si fa durante la festa? Festa di uno Dio, no?
la festa di una divinità, no? Divinità. Che si chiama Durga. Durga. Ok. E cosa fate in questa festa? Questo uno pregare di quelle 5 giorni. 5 giorni. Quello per Durga Puja solo 5 giorni. Kali Puja 1 giorno, Saraswati Puja 1 giorno. Ok. Altro Puja 1 giorno, solo Durga Puja 5 giorni. Quindi la difficoltà è trovare un posto in affitto, perché loro pagano ovviamente, come pagano anche altri gruppi religiosi, trovare un posto in affitto per 5 giorni, notte, giorno e pienamente a disposizione, dove si possa costruire un tempio, è difficile. E dove avete trovato questi posti? Puoi ricordarne qualcuno? Meglio di centro, anche centro, Marghera, anche Mestre. Avete trovato a Marghera? Anche Mestre. Avete trovato Mestre? Mestre. Anche questo passa 2 o 3 anni anche via Pettini. Via Pertini. Pettini Ok. di là c'è uno stanza. Un'ex discoteca, vero? Sì, anche lei capisce. Sì, sono venuto. Però questo anno forse quello no. Questo anno. Ecco, E quindi. forse io ho telefonato 2 o 3 volte occupato. Questo è stato. Ecco. Durante questa festa quindi la comunità hindu viene a fare omaggio alla divinità, alla Durga, è così? Sì. E quindi, lo dico io, alcuni di loro si prendono le ferie, è così? Sì. E stanno lì a costruire il tempio e a vigilare la dea, è così? Sì. Ecco, benissimo, quindi diciamo la loro difficoltà è di trovare un posto e la celebrazione più importante è quando avviene, quando c'è questa celebrazione, che mese? Il prossimo mese anche dopo. La Durga, quando viene fatta? Ottobre. Ottobre. Ecco, nei posti dove l'induismo è religione ufficiale sono ferie, sono feste, no? Sì. Qui invece no. Ok? Bene Krishna. Torniamo allora a Sadhmir. Ecco, Sadhmir, se ci racconti 2 cose volevo chiederti, sempre in continuazione del discorso di prima. Tu sei il presidente della comunità islamica, è così? Ma non sei l'imam. Allora, gli italiani delle volte pensano che il rappresentante della comunità islamica sia l'imam. Invece io penso che l'imam sia quello che guida la preghiera e la comunità si elegge un suo rappresentante. Sì. È così? Confermo. Ecco, quindi togliamo tutte le fantasie che l'imam debba essere consultato su tutto. L'imam è un uomo di preghiera, è così. Quindi tu rappresenti, diciamo, la comunità islamica all'esterno, nelle relazioni, e puoi dare la tua parola nell'ambito, diciamo, sociale. Bene, questa è una delle cose. E poi ecco, un musulmano, diciamo, scusate il termine, standard, normale, un musulmano semplice, cosa fa nella sua settimana? In che cosa è differente da un cristiano o da un non praticante o altro? Un musulmano semplicemente si alza al mattino e se tutto va bene, se si sveglia bene, va a compiere il suo, come lo chiamano, jihad, lo sforzo. Il primo sforzo è quello di mantenersi la famiglia, quindi si alza e va a lavorare. Okay. Nel frattempo, nell'arco della giornata, ci sono delle 5 preghiere suddivise nell'arco della giornata, che occupano all'incirca 25 minuti nel giorno. Quindi il musulmano che va al lavoro, quando arrivano questi momenti di preghiera, si mette in un angolo anche al lavoro e fa la propria preghiera. Non è questo, diciamo, il problema. La preghiera era un problema quando non si conosceva questo musulmano. Era quello che si nasconde nei scantinati e chissà cosa predica e sparano a destra, a sinistra, ecco il pericolo a casa nostra. Allora, ecco dove entra in merito il dialogo.
perché quando ci si apre al proprio, si tolgono i muri del sospetto. A Venezia, ad esempio, la nostra comunità ha intensificato il dialogo interreligioso. E oltre alla preghiera, oltre al lavoro, è importante anche dialogare con il prossimo. Ad esempio, noi il 4 ottobre la città aveva anche possibilità di vedere nel Teatro Aurora, assieme al Patriarcato di Venezia, abbiamo organizzato la consegna del documento della fratellanza umana in presenza del sindaco e il patriarca Moraglia. Per la giornata della fratellanza umana, il 4 febbraio 2020, mi ricordo, poco prima del Covid, abbiamo organizzato l'evento Cittadini e Fratelli, un'amicizia possibile, dove per prima volta ho avuto piacere di accogliere nel nostro centro la sua eminenza, il patriarca Francesco Moraglia. E sono stato profondamente colpito dalle sue parole, che diceva: una comunità religiosa che è rispettosa del bene comune e dei diritti e dei valori fondamentali della persona e di una società in cui si trova, ha diritto di esprimere la propria fede, ha diritto di trovare i suoi modi e i spazi dove pregare. Queste parole sono veramente importanti per tutti noi, soprattutto per le nuove generazioni. Ecco perché in un multicontesto come quello veneziano, intraprendere la strada del dialogo diventa la strada primaria e doverosa per potersi conoscere a vicenda. Qui posso testimoniare un percorso un po' più profondo di dialogo tra la nostra comunità islamica e la Chiesa della Resurrezione, rappresentata dal nostro parroco, il nostro caro fratello Nandino Capovilla. Un continuo dialogo che ha dato il suo primo frutto, la nascita dell'Associazione Fraternità Islamico-Cristiana, con l'obiettivo di promuovere la fratellanza a tutti i livelli, come progetto di cambiamento, di cittadinanza condivisa nella nostra città, e il dialogo interculturale in tutto il territorio veneziano. E anche se nasce però tra le due fedi principali, è una realtà aperta a tutte le altre realtà religiose e non. Grazie Sadhmir. Allora, ancora una cosa a Sadhmir, poi passo ancora a Krishna. Allora, Sadhmir, tu parli di dialogo e io faccio l'avvocato del diavolo e dico sì, ma un mestrino vede i bangladeshi che hanno il loro spazio. La vostra, non l'abbiamo detto, è invece uno spazio, diciamo, culturale di preghiera, chiamiamolo internazionale, dove ci sono tantissime provenienze, no? Quindi anche i musulmani sono divisi o no? Anche i cristiani sono divisi, Ovviamente la divisione, quindi è una domanda provocatoria. Ovviamente la divisione non nasce sempre da una discordia, diciamo, tra le persone, ma per comodità. Allora, ad esempio, la nostra comunità inizialmente e attualmente anche rappresenta una trentina di nazionalità. Le prime divisioni nascono quando magari uno non è ancora del tutto integrato e non conosce bene la lingua, né quella del Corano, cioè la lingua araba, e nemmeno quella italiana. E spinge questa volontà le persone di staccarsi da questa comunità e magari crearsi una comunità dove possono fare tutto in lingua propria, e quindi entra in merito con la nazione, cioè nel senso, con i miei connazionali mi creo la mia comunità sempre islamica, che ha sempre gli stessi valori, solo che è trasmessa in un'altra lingua. Certo, d'altronde possiamo dirlo, è un fenomeno che c'è in tutti i paesi a livello internazionale. Guardiamo Londra, che è uno di questi posti dove spesso alcuni gruppi preferiscono scegliersi uno spazio, tra virgolette, come dici tu, linguistico e culturale nazionale, ma il Corano è sempre lo stesso. Benissimo, allora Krishna, cosa fa un induista? Cioè, nella sua vita quotidiana, prega, non prega, cosa fa? Questo
religione induista Sanatan, aiutare. Aiuta gli altri. Sì, altri aiutare. Ma anche voi fate la preghiera ogni giorno oppure Sì, no? Sì, giorno anche pregare di casa. Pregate in A casa? casa. Okay. E tutti i giorni, ogni giorno, perché tutti i casi, anche mattina e anche sera. Ho capito. Anche festa, anche Durga Puja, Kali Puja, tutte insieme. Tutti insieme vi ritrovate? Ritrovati. E a casa avete un altarino? Avete Pochissime stanze. Ok. Così. Quindi meditate anche Sì. e pregate. Pregare. E vi rivolgete alle divinità. Anche se è libero, leggere libero. Leggi il libro. Libro. Che libri leggete? Anche Gita. Quindi i libri della epica Mahabharata. Mahabharata. Dite anche lei capite. Sì. Mahabharata. Quindi i libri della tradizione Sì. vedica e indù. Ok, benissimo. Uomini e donne insieme? Insieme. Okay. Come donne insieme. Non è differenza. Ecco, una cosa, sempre per fare l'avvocato del diavolo, ma ci sono ancora le caste? Caste, le divisioni di gruppi? No. Non ci sono più? No. Ok, quindi nella modernità queste cose si sono superate ed è rimasta una religione, quindi. Va bene, Krishna, c'è qualcos'altro che vuoi dire sulla... Cos'è un buon induista? Cosa fa? Aiuta gli altri? Sì, altri aiutare. Questo Sanatan induismo significa che altre persone aiutare. Una cosa che possiamo dire è che l'Unione Induista ha firmato l'accordo con lo Stato, quindi la trovate, l'intesa, trovate nell'8 per 1000, mentre i musulmani ancora no. Ci stanno ancora lavorando. Benissimo. Bene, qualche altra questione. Restiamo sempre sugli induisti. Cosa vorreste voi? Che cosa chiedereste? Cosa vorreste per la vostra associazione? Che cosa vorresti? What would you like? What do you want? Che cosa vuoi? Cosa vuoi? Cosa chiede? Cosa chiedi? Chiedere serve uno anche piscio di posto, pregare anche per... Un piccolo posto? No, piccolo Fisso. Fisso, ok. Uno piccolo posto. Un posto fisso. Anche festa, anche altro, anche puja, anche Durga Puja. Quindi vorreste uno spazio fisso dove fare le cerimonie, così? Sì. Ok, va bene. Un'altra cosa che riguarda tutte e due. Ma voi che lavoro fate? Io lavoro fonderia. Fonderia metallo. Fonderia metallo. E tu? Io invece sono libero professionista, ho iniziato la mia carriera come artigiano edile e poi ho fatto più cose, persino anche ho provato il settore turistico, cioè noleggio biancheria alle strutture alberghiere a Venezia e via così. Sono uno che piace sempre cambiare qualcosa. Scusate se ho fatto questa domanda che poteva essere così personale, ma era per dire che si tratta di gruppi di persone che fanno i lavori di questa città, operai, lavoratori, famiglie, quindi non sono persone che chissà cosa fanno e appunto di cui non si sa niente, sono le persone che contribuiscono alla vita di questa città, sia nel lavoro artigianale, in fabbrica, sia nel lavoro del commercio, piuttosto che altri lavori professionisti, insomma, ecco, questo volevo dire, che si tratta di loro, per esempio, quando fanno una festa, si prendono le ferie, alcuni di loro dal lavoro, e stanno lì a seguire la festa, è così? Sì, anche 21 anni io uno posto di lavoro. Ecco, e molto spesso
quasi interamente, fanno raccolta di soldi per fare queste attività, per pagare gli affitti, per le attività benefiche che hanno o per altre attività. Sono tutte attività per cui non ricevono soldi dallo Stato, così? Certo. Benissimo, andiamo verso la conclusione. Sadmir, tu che prospettive vedi per la comunità islamica e per i tuoi correligionari e anche con le nuove generazioni? Però poi ti farò anche una domanda sulle donne. Senz'altro. La comunità, come dicevo, ha trascorso un lungo e continuo cammino di comunità multietnica e multinazionale, composta da una trentina di nazionalità provenienti da vari angoli della terra. Una realtà in transizione però, in passaggio da una prima generazione con usi e costumi del paese di provenienza in una seconda generazione nata e cresciuta qui, che non ha altro che un bagaglio culturale autoctono italiano. È per questo che la comunità islamica, non solo a livello provinciale, ma anche a livello regionale e nazionale, è stata spinta a lavorare sodo per un Islam non più quello di provenienza dei genitori, ma per un Islam italiano, dove i nostri figli non saranno più il musulmano macedone, marocchino, senegalese, bengalese, eccetera, ma sarà semplicemente musulmano italiano. È per questo che verso la fine del 2016 abbiamo acquistato un capannone a 200 metri di quello precedente ormai, che era in affitto. È per questo motivo che per il nuovo centro abbiamo voluto spendere tempo e risorse per realizzare i lavori necessari e metterlo in sicurezza. Anche se locato in un'area magari industriale dislocata, non sarà il classico centro ghettizzato e aperto solo ai musulmani, ma un centro di condivisione che farà rivivere la zona, dando la vita a tante attività. Possiamo dire dov'è? Aperto in via Lazzarini numero 3, dove si possano fare domande, ricerche, un centro insomma messo a disposizione al comune, alle disposizioni per eventuali progetti, studi sull'Islam, immigrazione, integrazione ed altro. Insomma un bene comune che farà arricchire ancora di più la nostra città. Venezia, che sappiamo che è sempre stata la cerniera principale tra l'Oriente e l'Occidente, città diplomatica ed accogliente, favorevole agli scambi culturali, artistici e persino, che per chi non sapesse, la prima copia del Corano in cartaceo al mondo è stata stampata qui a Venezia nel 1538, che tuttora viene custodita nella biblioteca francescana nell'isola delle Vigne a Venezia. San Francesco della Vigna. Della Vigna, sì. E vado a concludere. Aspetta un attimo, Okay. Allora ti faccio la domanda sulle donne che sempre io provocatoria o no, io voglio toccare anche alcuni stereotipi, no? Allora, una delle cose che un po' vengono rimproverate, conoscendo o non conoscendo appunto la cultura e la religione musulmana, è quella di mettere da parte le donne. Tu cosa dici su questo? E qual è la tua esperienza sia di persona che di presidente di una comunità? Ecco, è importante, l'avevi già citato, volevo togliere la responsabilità, perché poco prima avevamo detto che l'imam fa l'imam e il presidente fa presidente, quindi su certe domande l'imam è più esperto di me. Però, visto che ho un ruolo e anche come semplice persona, devo, è un obbligo capire il vero senso del messaggio divino. Ecco. Per quanto riguardano le donne, per quello che so nella storia, la prima università in Marocco è stata fondata da una donna. Noi quello che percepiamo dell'Islam dopo la morte del profeta lo percepiamo da una donna, quindi dalla moglie del profeta Alisa. E la donna è fondatrice di una famiglia. Il bambino nasce da una donna, da una mamma. Cioè, quindi
La mamma è il pilastro portante della casa, quindi la mamma non può essere trascurata da una religione divina. Dio che crea una creatura per essere immarginata mi sembra poco accettabile, ecco. Anche se parliamo di una creatura divina, che Dio potrà creare quello che vuole alla fine, diciamo, però la donna è stata creata con uno scopo ben preciso, ha diritti pari all'uomo, se non anche in certi casi di più, perché il paradiso, secondo il nostro insegnamento, si trova sotto il piede della mamma, non di quello del padre, e c'è un motivo perché la mamma lo porta per 9 mesi nella pancia e per tutta la vita nel cuore, si dice. Cioè, quindi l'uomo ha meno diritti della donna, se guardiamo bene nell'Islam. L'uomo è colui che all'epoca magari prendeva l'arma e andava a cacciare e portare cibo alla famiglia. E l'uomo è un punto in più della donna, nella forza. L'uomo è quello che è più forte e va a lavorare, va a cacciare il cibo, che oggi non è detto che deve continuare così. Oggi anche la donna lavora, si dividono i compiti a casa, cioè, quindi c'è questa evoluzione che bisogna accettarla, cioè, nel senso non possiamo soffermarci, ma anche il Corano ce lo dice. Certi versetti del Corano magari parlano in un'epoca di 1000 o 2000 o 3000 anni fa, perché anche Mosè c'è nel Corano, cioè, quindi si parlano i 10 comandamenti di Mosè anche persino. Quindi il Corano molte volte spiega un evento storico per farci capire che, ecco, se sbagli, come è successo ai popoli, ma non è detto che io devo vivere quella vita di oggi con tutta questa tecnologia, ad esempio, no? Che purtroppo da un lato trascina molto i nostri giovani, ma quella è un'altra cosa e la tratteremo in un futuro. Quindi ritornando al discorso, la donna, ci sono certi magari pensieri che trattano la donna in quella maniera che va trattata e non è accettabile per l'Islam. E le donne musulmane del tuo centro come sono? Le donne musulmane del mio centro sono favolose. Ecco. Sono favolose e abbiamo messo forza e impegno per dedicargli una stanza tutta per loro, che se la curano come vogliono, fanno dei loro eventi e sono molto attivi nel dialogo, molto attivi nella vita sociale, e ormai li conosciamo bene, le nostre sorelle del centro. Grazie. Sì. Krishna, Sì. tu cosa vedi per il futuro? Il futuro, pensiamo, un posto di festa, Durga Puja, altro. Quindi questa è la cosa principale, tu dici. E i giovani, riuscite a trasmettere qualcosa della vostra religione? Sì. Ai figli? I figli, anche figli. Partecipano? Sì. Bene. Allora, possiamo andare a una conclusione. Se volete dire un'ultima cosa, Krishna, se vuoi dire qualcosa a chi si ascolta, se vuoi dire qualcosa, per esempio invitarvi alla festa della Durga Puja. Sì, pensiamo anche io serve un posto di fisso anche futuro. Fisso, Uno futuro anche. Ecco. Oggi anche futuro. Bene. Però stanza un po' grande, non piccolo. Stanza. Va bene, accettiamo e lanciamo questo appello a chi ci ascolta, perché aiutiate gli induisti a trovare un posto fisso. Infatti in questa città non ci sono templi, non ci sono moschee, non ci sono altri spazi, e quindi è bene che, diciamo, la pluralità culturale si veda anche sia più visibile. Un'altra cosa, altre province c'è anche posto di fisso. Fisso. Perché Veneto non c'è. Nel Veneto non c'è. Questa è una bella domanda. Altre province c'è. Dove, per esempio? Dove? Anche io ho andato anche a Milano. Altra regione? Roma. Anche Bergamo. Sì. Anche là, anche Ci sono questi spazi. Posto stanza grande. Ok,
Quanti siete qui a Venezia? In Venezia induismo forse 2-3 mila. Sì. Diciamo, chi sono? Ecco, anche questo non abbiamo Padova, detto. Estra. C'è una su Venezia, perché poi facciamo anche un po' questi calcoli, facciamo delle stime, quindi principalmente qui a Mestre sono la minoranza induista degli immigrati Bangla. Questo è il numero più elevato, quindi tu vieni dal Bangladesh, vero? Sì. Ecco. Poi c'è una fetta di nepalesi, una fetta di indiani, Sì. questi sono più o meno i 3 gruppi più grandi, no? Sì. Nepalesi, indiani, bangladeshi. India, Bangladesh, Nepalese, induismo uguale. Ecco, uguale. Non è differenza. Va bene, questi sono i gruppi prevalenti, no? Ovviamente qui il gruppo prevalente è quello del Bangladesh. Ma loro si trovano solo per queste feste particolari o hanno anche un giorno come noi o come loro della settimana in cui pregano? Che ne so, i cattolici vanno a messa la domenica, i musulmani pregano il venerdì e loro che hanno un giorno anche loro? Anche non c'è posto di mio qui. Ok, è solo perché manca il posto che non posto, potete sì, trovare, sì, però avete un giorno, quando avete il posto, chi ha il posto ha un giorno particolare in cui prega tutti assieme? Krishna, c'è un giorno della Sì. settimana? La settimana domenica. La domenica. di voi. Sì, sì, Ok, ok. grazie. Bene. Sadmir, se vuoi Io, tu concludere. In conclusione io mi rivolgo prima a me stesso e praticamente a me stesso e a tutti coloro che ci ascoltano di tirare sulle maniche e di dare il proprio contributo per costruire insieme la nostra città e che diventi una città esemplare, sempre più condivisa, accogliente, pacifica e rispettosa. Ecco, perché alla fine tutto quello che si vuole è avere, magari essere rispettati nelle diversità, che alla fine sono diversità ma molto più ricchezze, ecco, per la nostra città, che ha dimostrato, ripeto, nella storia, che sa veramente apprezzare e mettere a posto ogni cosa al suo posto, e manca l'ultimo mosaico, come diciamo sempre, di riconoscere il nostro centro formalmente, perché alla fine si va a fare quello che stiamo facendo tuttora. E a questo proposito mi aggancio e concludo io. Venerdì un gruppo che si chiama Articolo 19, e si riferisce all'articolo 19 della Costituzione, andatevi a leggere che cosa dice, non ve lo anticipo, e questo gruppo organizza con l'Università di Architettura un seminario, e con i gruppi di alcune minoranze religiose, un seminario sulla discriminazione e sulle difficoltà, come ci ha detto Krishna, di avere dei posti legittimamente acquisiti e legittimamente riconosciuti. Cioè in Italia c'è a parole, anzi nello scritto costituzionale, la libertà di religione e il pluralismo religioso, poi nella pratica è molto difficile metterlo davvero nelle azioni concrete nella vita quotidiana. Questo era l'appello che faccio io, quindi chi è interessato venerdì pomeriggio c'è questo seminario di architettura, ma siamo impegnati, un po' a quello che hanno detto i nostri ospiti, a rendere concreto questo diritto alla pluralità e alla libertà religiosa. Grazie. Grazie a voi.